La digitalizzazione per il sistema turistico veronese è fondamentale. La fondazione, in particolare DVG, Destination Verona e Garda Foundation, sta lavorando sull'indirizzo della regione per portare a terra sul territorio e digitalizzare soprattutto il sistema. Gli operatori da un punto di vista di digitalizzazione ci sono, vuoi soprattutto per obblighi commerciali, fra virgolette, ma sono sicuramente avanti. Sicuramente il lavoro grande da fare è quello sul sistema, mettere in rete gli operatori, mettere in funzione il DMS, quindi la rete digitale della regione, e applicare che cosa? Gli strumenti utilizzati dalle singole imprese anche a livello di sistema. Ci siamo. È un percorso che siamo obbligati a percorrere, obbligati ad applicare, altrimenti rimarremo indietro rispetto alle altre destinazioni, sia a livello nazionale ma soprattutto internazionale. Ricordo che in Europa ci sono 150 smart destination, quindi province che su questo tema sono più avanti di noi, e dobbiamo assolutamente recuperare questo divario. Devo dire che gli strumenti li abbiamo, la regione l'abbiamo al nostro fianco, i veronesi e in generale il sistema turistico veronese è abituato a lavorare, ad applicare, quindi siamo non fiduciosi di più. Fra qualche anno questa per noi sarà storia e saremmo avanti anche su altre iniziative. C'è da fare, la cosa non ci spaventa, come dicevamo prima siamo indietro, soprattutto rispetto ad altre destinazioni europee, però ripeto, il nostro territorio, la nostra gente, le nostre imprese e anche il nostro sistema, in particolare i comuni, stanno già lavorando su questa cosa, stanno lavorando insieme grazie alla Fondazione, e raggiungeremo senza ombra di dubbio l'obiettivo. Non abbiamo alternative, dobbiamo raggiungerlo.